Buongiorno a tutti, la sentite la pioggerellina? Finalmente è arrivata. E noi ci gusteremo un piatto succulento con funghi e guancialino a metro zero. Siete curiosi? Allora io, bene che di conto. Funghi misti di esterzili tagliati a cubetti. Guancialino, prezzemolo, aglio, scalogno. Olio extravergine di oliva e faccio soffriggere i miei funghetti. Li farò rosolare fino a che tutta l'acquetta che lasceranno sarà completamente evaporata. In questa piccola casserolina invece faccio sudare il guancialino fino a farlo diventare croccante croccante. Il guancialino è diventato croccantissimo e ha rilasciato veramente tantissimo grasso. Di questo grassetto ne userò una parte piccola per ungere la casseruola quando andrò a saltare la pasta. Non tutto, perché questo è veramente troppo. I funghi invece stanno cucinando, stanno rilasciando l'acquetta che piano piano si sta assorbendo. I funghi sono quasi completamente asciugati, belli cremosi. Adesso ho deciso di aggiungere, guardate un po', un cucchiaio del grassetto che mi ha rilasciato il guancialino. Giro, ho aggiunto lo scalogno, l'aglio, una puntina di peperoncino, faccio rosolare. Per alcuni minuti. I funghi praticamente sono pronti, per cui ho aggiunto il sale, un pizzico minuscolo, che fragranza, di noce moscata e del prezzemolo tagliato fino, vedete? Ormai il gas è spento. Lascio insaporire il prezzemolo in questo modo, in modo che non bruci. E al momento opportuno passerò alla cottura della pasta, quindi mi sono portata avanti con i funghi. Si può preparare anche nel momento, ma siccome io adesso devo uscire per realizzare uno dei miei video, quindi seguitemi, lascerò tutto quanto così e poi vi mostrerò il resto. A tra un po'. Ho trasferito il guancialino in una grande casseruola, adesso lo faccio scaldare. E ho unito anche i miei funghetti e qui ci salterò la pasta. Ed ecco qua, il piatto è pronto, impiattato. Ora vi diremo. Che squisitezza! Provatela! Ciao, e a Sibirisanus!